Beh, innanzitutto da Presidente della Regione non posso che iniziare con i ringraziamenti. Ringraziamenti intanto perché questi risultati raggiunti non sono merito mio, ma sono merito di una squadra, e non parlo soltanto della squadra della Giunta, ma di tutta la comunità del Friuli Giulia, che mi fa essere orgoglioso di rappresentare questo territorio. Devo ringraziare in particolar modo il vicepresidente della Giunta, che è la delega alla protezione civile, e l'ho nominato soprattutto soggetto attuatore rispetto agli interventi da fare e da portare all'obiettivo, in questo caso entro settembre di quest'anno. È stato un successo la sua capacità organizzativa insieme al direttore Aristei, e su questo invece mi prendo il merito, perché insieme al vicepresidente Riccardi abbiamo fatto un'ottima scelta e dopo gli obiettivi si raggiungono con le persone, e quindi penso che il dottore Aristei sia stata un'ottima scelta come direttore centrale della protezione civile. E ringrazio tutti i sindaci di qualsiasi ovviamente forza politica appartengono, perché proprio il modello che ha spiegato Riccardo ha permesso che tutta la comunità, tutti i soggetti coinvolti lavorassero e rimassero nella stessa direzione. E questo è un modello vincente. E dopo vi spiegherò anche perché è vincente rispetto anche agli obiettivi raggiunti dalla Giunta. Ringrazio ovviamente tutti i componenti della Giunta, in particolar modo gli assessori che hanno parlato quest'oggi, che sono stati anche loro, le loro strutture protagonisti, ma penso a FVG Strade, penso anche all'azione che ha fatto da subito ANAS per gli interventi di sua competenza. Per quello parlo di squadra. Questi obiettivi, guardate, potevamo avere la miglior giunta possibile, che noi non siamo, speriamo di essere all'altezza della nostra comunità. Potevamo avere i migliori sindaci possibili, potevamo avere i migliori enti da registrare ad altro, ma se tutti non si mettevano insieme gli obiettivi non si raggiungevano. Il risultato c'è stato perché c'è stata questa collaborazione importante su un tema di questo tipo. Ma dicevo, perché siamo stati, anche rispetto alle altre regioni, l'obiettivo penso sia stato notevolmente superiore, non soltanto in termini di percentuali. Quando parliamo del 98% ci sono altre regioni, poche, anzi pochissime, che hanno raggiunto i nostri obiettivi, però quelle percentuali ci sono. Quella è la grande differenza, che Regione Friuli Venezia Giulia è stata l'unica che è intervenuta rispetto alle richieste. Le altre regioni sono intervenute in gran parte su progetti già pronti. Noi siamo intervenuti rispetto alle richieste emerse a seguito dei danni dalla tempesta Vaia, che guardate, sembra una stupidaggine dirlo, ma capite la differenza che vuol dire partire da zero e costruire tutto il percorso rispetto ad avere delle progettazioni pronte? E per questo il nostro modello penso che sia a livello nazionale il più virtuoso e quello che ha raggiunto gli obiettivi più concreti possibili. Scusate, ringrazio anche il corpo della Guardia Forestale, perché vedo l'assessore Zani che si arrabbia con me, quindi no, però tutti i soggetti mi è sfuggito prima, i vigili del fuoco, tutti quelli che sono intervenuti. E quindi questo è stato un grande obiettivo. Io ricordo anche tutto il percorso come è nato. Quando siamo incontrati a Palmanova, proprio durante il maltempo, la situazione drammatica che si sta prefigurando, e su questo devo dire l'idea di squadra è passata anche attraverso il singolo cittadino, perché se noi siamo stati in grado, con quella grande preparazione della protezione civile e le strumentazioni che abbiamo a disposizione, di dare l'informazione, vuol dire che c'è una popolazione preparata e istruita che quelle raccomandazioni le ascolta e le rispetta. Abbiamo visto cosa è successo da altre parti d'Italia. Da noi la fortuna di non aver avuto delle vittime o delle persone colpite fisicamente dal maltempo è stata dovuta anche dal grande senso di responsabilità e dal grande senso civico che hanno i cittadini di questa regione. E anche lì ha funzionato la squadra. Dopodiché abbiamo iniziato anche questa negoziazione con il governo al tempo in carica, sulla quale io ricordo una volta mi sono arrabbiato fortemente perché durante i primi fondi arrivati, che erano quei primi 6,5 milioni, non era per la quantità, perché venivano date soltanto per le prime emergenze, le risposte alle emergenze, pochi soldi a tutti, perché era un decreto fatto in pochi giorni. Però io mi ricordo ho fatto una battaglia, perché questo non l'avevo mai detto, però oggi lo dico, tanto poi il governo oggi non c'è più. Mi ero arrabbiato perché avevano fatto una divisione nella quale noi non eravamo secondi. Io considero, guardate, noi siamo la seconda regione più colpita e noi da subito dobbiamo partire anche in seguito o in previsione delle future ripartizioni come seconda regione più tossicata. L'hanno capito, devo dire, perché poi Angelo Borrelli ha una grande sensibilità verso la nostra regione e su quello sono state modificate. Mi ricordo in un aeroporto ho chiamato
diciamo, un po' alterato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché dico voi dovete riconoscerlo adesso, perché adesso noi dobbiamo fare la fotografia della gravità dei danni. Dopodiché, quando ci saranno le risorse più consistenti come quelle arrivate, ci ragioneremo, però da quella fotografia partiranno anche i ragionamenti. Su questo